Non discuto le qualità umane e professionali perché me ne guardo bene, dico semplicemente che prendo atto di un paio di cose. La prima è che il governo Renzi in persona presenta questo candidato, ma Renzi è la stessa persona che sta demolendo con la Costituzione l'autonomia delle regioni. È in discussione appunto la modifica del titolo quinto che toglie ogni autonomia alle regioni riportando tutto in capo a Roma. Immagino che chi vuole questo progetto parli anche prima con il candidato presidente per condividere questa strada. Sergio Mattarella è una brava persona, ma la sua elezione a capo dello Stato rappresenta l'ennesima vittoria per il centralismo romano. È il commento del governatore veneto Luca Zaia che dopo aver votato per 4 volte il giornalista Vittorio Feltri è costretto a prendere atto della sconfitta. I padri costituenti prevedevano un'ossatura statale assolutamente e autenticamente federalista. La verità è che fino ad oggi la gestione è stata centralista. C'è il pericolo che il presidente Mattarella confermi questa visione di gestione centralista. Come presidente di regione, puntualizza Zaia, ha avuto a che fare con Mattarella, specialmente per il suo ruolo di giudice della consulta, dove si è distinto come avversario nelle molte battaglie intraprese dal Veneto sui temi dell'autonomia amministrativa. È in Corte Costituzionale dal 2011, è relatore, mi si dice, di quasi sostanzialmente tutti i provvedimenti di contenzioso tra le regioni e il governo nei conflitti sull'autonomia delle regioni e anche lì abbiamo perso su tutta la linea. Io spero che ci siano giorni migliori anche per dimostrare una visione più federalista e autonomista di questo Paese. La verità è che a tutt'oggi noi dobbiamo prendere atto che il centralismo di Roma impera ancora.